Il suo giovane corpo ha lottato fino alla fine con la morte, ma nella nottata il suo cuore ha cessato di battere. È morto dopo una settimana di agonia il ventenne raffadalese Antonino Tuttolomondo, rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale autonomo mentre si trovava in sella al suo quad acquistato recentemente e stava transitando per via Fontanelle a Raffadali. Le residue funzioni vitali del ragazzo per giorni sono rimaste appese ad una macchina, ma i danni cerebrali irreversibili non gli hanno lasciato scampo. Subito dopo l'impatto, Antonino Tuttolomondo aveva perso della materia cerebrale, tanto da spingere i medici fin da subito, purtroppo, a pensare che difficilmente potesse essere strappato alla morte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Raffadali, guidati dal maresciallo Montana. La notizia della morte del giovane, l'ennesima vita spezzata lungo le strade della nostra provincia, sempre più insanguinate, ha fatto calare il silenzio più assordante nella città di Raffadali. Incredulità e commozione tra la popolazione che conosce assai bene i genitori dello sfortunato ragazzo. Il nonno in particolare gestisce anche un supermercato. Ieri sera, poco prima che sopraggiungesse la morte, i medici avevano chiesto ai genitori il via libera all'espiando degli organi, ma mentre uno dei genitori aveva dato subito l'assenso, l'altro si è opposto ed alla fine non se n'è fatto nulla. Sulla homepage di Facebook del fratello di Antonino, Giovanni, più giovane di qualche anno, sono arrivati diversi commenti in questi ultimi giorni di amici e parenti che hanno cercato di stare vicino ai familiari. Più volte il fratello Giovanni ha dovuto aggiungere che il fratello non era morto, ma questa mattina ha scritto l'ultimo messaggio d'amore per il fratellone. Ninì, resterai sempre nel mio cuore, sarai la metà di me per tutta la mia vita. Per me sei ancora vivo perché la mia metà del mio cuore sei tu. Ti voglio tanto bene e non ti scorderò mai. Per me sei sempre, anche da lassù, il mio fratellone che mi consiglia sempre e che mi difende sempre.